Mister Ivan Orlando, oggi è una sconfitta che ci può stare contro il Favara Academy. Una sconfitta che sì, magari il risultato un po' bugiardo, un po' pesante per noi, perché secondo me la mia squadra non ha giocato così male, considerando il fatto che incontravamo un Favara ben messo in campo, i ragazzi già pronti a giocare, già pronti secondo me alcuni a fare il salto nell'agonismo vero e proprio. Quindi ai miei ragazzi non ho rimproverato nulla, diciamo, se non delle piccole disattenzioni. Ma fanno parte del calcio, sono degli episodi che capitano durante la partita e niente, secondo me sono stati questi propri episodi, specialmente i due iniziali, a condizionare un attimo la partita. È stata una partita, diciamo, combattuta, anche se abbiamo portato una vittoria a casa grazie a un mio gol e un assist, però anche gli avversari hanno lottato fino alla fine. Con la rappresentativa Under 17 tu mercoledì scorso hai trascinato i tuoi compagni alla vittoria. Sì, è stata un'emozione perché anche dai due gol del capitano greco sono partiti da un'azione che ho fatto due assist e per me è una cosa emozionante fare vincere la mia squadra. Mister, un'altra vittoria contro il Next Level. Sì, io oggi sono molto contento perché comunque era una partita dove c'è sempre tutto da perdere. L'avversario è un avversario scorbutico che comunque ci ha messo in grossa difficoltà. Abbiamo vinto 3-0, sono contento, però devo dire che il risultato poi si è allargato anche in merito agli avversari, perché comunque, ripeto, hanno fatto una buona partita. Noi siamo bravi, ormai abbiamo acquisito una maturità tale per cui le partite riusciamo a gestirle, riusciamo a portarle sempre in porto senza particolari, insomma, sofferenze. Dobbiamo cercare soltanto di continuare così, di pensare che più siamo in alto e più è difficile cadere.